Benvenuti, oggi è giovedì 13 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:16 e tramonta alle 18:04. La luna si leva alle 17:28 e cala alle 5:54. Oggi si celebra San Rodrigo. Il nome Rodrigo è di origine germanica ed è molto popolare in Spagna e Portogallo. Significa potente, signore o uomo glorioso. Oggi 13 marzo è una giornata golosa e divertente, la giornata mondiale delle torte. Questa giornata è dedicata a tutti gli amanti della pasticceria, quindi cosa aspettate? Prendete le vostre ciotole, fruste e teglie e mettetevi all'opera. Luciano Ligabue compie oggi 65 anni. Auguri al rocker di Correggio, tra gli artisti italiani più amati e premiati. Ha iniziato a cantare in inglese con gli Ora Zero e ha debuttato da solista nel 1990 con il suo omonimo album. Da allora ha pubblicato 14 album in studio, vendendo oltre 10 milioni di copie. Ha battuto il record europeo di spettatori paganti per un concerto di un singolo artista, con 165.264 persone a Campovolo nel 2005. Tra i suoi successi ci sono Certe notti, Piccola stella senza cielo, Happy Hour e Urlando contro il cielo. Carlo Conti festeggia oggi 64 anni, conduttore televisivo, radiofonico e autore, sempre abbronzato e sorridente. Ha iniziato la sua carriera in radio lavorando con Leonardo Pieraccioni. Con quest'ultimo e Giorgio Panariello ha creato il trio comico Fratelli d'Italia. Ha esordito in TV nel 1985 con Disco Ring e ha poi condotto programmi come Domenica In, I raccomandati, Miss Italia, L'eredità e il Festival di Sanremo, di cui quest'anno ha condotto la sua quarta edizione con impeccabile puntualità. Dal 2012 è il presentatore di Tale e Quale Show, il talent show in cui i VIP imitano i cantanti famosi. Manuel Agnelli compie 59 anni. Cantautore, polistrumentista, produttore e giudice di X Factor. È il fondatore e il leader degli After Hours, band di rock alternativo nata nel 1985. Ha collaborato con artisti come Mina e Patti Bravo. Ha partecipato come giudice a 5 edizioni di X Factor. Ha scritto 2 brani per la colonna sonora del film Diabolic, vincendo il Davide di Donatello e il Nastro d'Argento per la migliore canzone originale. Immaginate di viaggiare in treno da un'isola all'altra, passando sotto il mare. Sembra fantascienza, ma è realtà in Giappone, dove si trova il tunnel sottomarino più lungo del mondo. Collega le isole Honshu e Hokkaido, le più grandi dell'arcipelago nipponico. Quando fu avviata la sua costruzione, il Giappone era ancora segnato dalle devastazioni delle bombe atomiche. Un'impresa titanica, ma il tunnel fu inaugurato il 13 marzo 1988 con una cerimonia solenne. Ma che forma ha l'universo? Poiché l'universo non ha un limite riconoscibile, non sappiamo dire che forma abbia. Secondo alcuni studi cosmologici è piatto, mentre in base ad altri potrebbe essere sferico. L'universo è tutto ciò che esiste, è mai esistito e mai esisterà. Comprende tutta la materia e tutto lo spazio, permeato di luce e di altre radiazioni, ma anche tutto il tempo, passato e futuro. Esiste però un limite, detto orizzonte cosmologico, oltre il quale non possiamo osservare nulla. Buongiorno ai 12. Oggi sembra il grande Giove a essere un po' il bersaglio di Luna, Sole e Saturno. Saturno lo vuole un po' frenare, il Sole vuole dei chiarimenti, la Luna vuole distribuire un po' meglio le sue esuberanze. Vediamo un po' cosa accade nello zodiaco Ariete. Questo Giove per voi rappresenta, insieme a questo intreccio di pianeti, un'esigenza di pianificazione dei vostri obiettivi lavorativi che dovrete avere chiari entro oggi, perché quello che avete in mente di fare richiede tempo e organizzazione, soprattutto con il consiglio di qualche amico fidato. Toro,
È una configurazione astrale, quella di oggi, che verte soprattutto sull'uso corretto e sapiente delle vostre risorse, le risorse personali, sicuramente le vostre capacità e i modi di impiego, ma anche di quelle patrimoniali. Uno stupendo trigono dalla Luna vi darà l'assist più adatto che potete desiderare. Gemelli, è proprio nel vostro cielo che Giove viene bombardato da queste quadrature planetarie di Luna, Sole e Saturno, il che significa che forse sentite l'esigenza di una battuta d'arresto, di distribuire meglio le risorse, di essere un pochino più abili nel gestire le cose in maniera sensata e serena. Poca esuberanza, la vostra voglia di trasgressione riservatela magari in fatti un pochino più personali e sentimentali e affettivi. Cancro, la Luna oggi, la vostra dea, è in una razionalissima Vergine, quindi amica sicuramente, e il bellissimo trigono Sole e Saturno su Marte che ruota nei vostri gradi vi assicura una grande potenza zodiacale. Ancora oggi comandate ed imperate. Dovete cercare però di fare pace con Mercurio e Venere, che non avvantaggiano molto nelle questioni affettive per adesso. Leone, una giornata oggi che ha a che fare con tanti pianeti che sembrano suggerirvi tante cose, soprattutto su come impiegare dei mezzi, ridurre le spese e su come potete arrivare a delle posizioni apicali con le vostre capacità, le vostre doti e i vostri titoli, che oggi più che mai volete più riconosciuti e rispettati del solito. Vergine, una giornata oggi che vede la Luna ospite nei vostri gradi, una Luna che proprio non sopporta Giove e la sua dispersione. Il tempo perso sicuramente non si può recuperare in nessun modo, quindi non crucciatevi, cercate invece di ottimizzare quello che avete a disposizione e di farne un capolavoro. Bilancia, giornata oggi che vede il coinvolgimento di tanti pianeti che fanno un po' baruffa nel cielo, e proprio Giove, che è in ottimo rapporti con il vostro cielo, oggi subisce un po', rallentandovi e facendovi considerare delle varianti legali, economiche e procedurali alle quali finora non avevate pensato. Attenzione ai rischi. Scorpione, una giornata oggi che prevede una bellissima luna amica, una luna che parla di amicizie, una luna che parla anche di essere molto più sereni nel sintetizzare in positivo una serie di relazioni e di rapporti che non vi danno più come prima. Sarete meno viscerali e molto più laconici. Questo vi fa bene. In tutto ciò Sole, Saturno e Marte provvedono ancora a rendere il lavoro e la passione i vostri top di gamma. Sagittario, giornata oggi che prevede la quadratura della Luna, un umore un po' altalenante, il vostro Giove è super attaccato da tutta una serie di pianeti, il che significa che oggi sentirete fortemente un po' il calo di una serie di cose che dovevano essere ultimate e che invece non lo sono. In amore però va bene, per cui potete gioire di queste facili momenti con il partner senza troppo impensierirvi. La settimana prossima si cambierà musica, tranquilli. Capricorno, una giornata decisamente molto interessante, splendida luna di trigono che vi dà un assist e che rende ancora una volta Saturno, Sole e Marte i protagonisti di un cielo forte, proprio perché oggi avete bisogno di ritrovare la vostra prestanza fisica e il vostro rapporto con lo sport. È inutile dire che al lavoro sarete proprio dei carri armati. Acquario, una giornata oggi che vi bea con i crogioli di questo sestile Plutone-Nettuno, un Plutone assolutamente molto calmo, creativo e che vi mette nelle condizioni di produrre. La Luna sembra molto distante in gradi, ma quando c'è la Luna in Vergine la vostra capacità tecnica aumenta notevolmente, anche la vostra capacità di analisi e raziocinio. Pesci, giornata oggi che con un cielo ancora strepitoso, visto che avvalete di una bellissima congiunzione Sole e Saturno, vi rende forti, tanto forti da sfidare addirittura Giove e di
mettervi nelle condizioni di voler prendere in mano la situazione e gestirla a modo vostro, che sarà la migliore idea che possiate avere durante la giornata. Settimo pianeta del Sistema Solare, è distante 19 volte più della Terra. Urano è stato il primo pianeta scoperto grazie al telescopio. Scambiato erroneamente per una stella nell'antichità, fu osservato per la prima volta da William Herschel nella notte del 13 marzo 1781. La sua peculiarità è il colore blu, legato alla presenza di metano nella sua atmosfera. Vi sarà capitato di sentire o di usare voi stessi la parola tronzu, ma cosa sarà mai? La risposta è davvero semplice. Il cavolo tronzu o trunzu di Iaci è un ortaggio tipico delle pendici dell'Etna. In passato i catanesi erano soliti rivolgersi in modo dispregiativo con l'appellativo di trunzu e col significato di testa di rapa o di persona inconcludente. Chi era davvero Ollio, il compagno di Stallio? Oliver Hardy era un attore che si confondeva con il suo personaggio. Oliver era un sognatore che da bambino voleva fare il comico. Incontrò Stan Laurel per caso e nacque una coppia leggendaria. Insieme fecero ridere il mondo con i loro film, pieni di gag e situazioni esilaranti. Ma Oliver era anche un uomo con i suoi vizi, mangiava troppo, fumava troppo, giocava troppo. La sua vita fu un alternarsi di successi e problemi, fino a quando una malattia lo consumò. Oliver morì, ma Ollio rimase immortale. Ci salutiamo con la frase del giorno. Fate come gli alberi, cambiate le foglie e conservate le radici. Quindi cambiate le vostre idee, ma conservate i vostri principi. Grazie per averci seguiti, io vi rinnovo l'appuntamento a domani per scoprire insieme nuove curiosità, nuovi modi di dire e celebrazioni nel mondo. Buona giornata dalla vostra Martina!